Buongiorno a tutti, buongiorno amici di Io Compro Siciliano Live. Oggi è mercoledì, quindi siamo pronti per un'altra puntata del nostro appuntamento che per tutto il mese di giugno vede protagonisti a giorni alterni me ed Eliana Chiavetta. Quindi ci stiamo alternando, tantissimi ospiti anche per queste settimane di giugno che rimangono. Buongiorno anche direttamente al nostro regista che è a Palermo, cioè il nostro Nicolo Acquisto che ci assiste pazientemente, devo dire, tutti i giorni, tutte le mattine. Saluto anche Marzia e Sonia, le nostre due ragazze bravissime della redazione, e io sono pronta quindi per ospitare la protagonista di questa nostra mattinata insieme, Floriana Sergio di Farmaflow. Floriana, buongiorno. Buongiorno Cristina, buongiorno, ben trovata. Ben trovata a te, bentornata, perché comunque tu ormai sei, diciamo, un personaggio, ecco, di casa, resident di Io Compro Siciliano Live, quindi non è la prima puntata per te, No. quindi insomma, ormai ci sei proprio abituata al video, quindi non è assolutamente un problema. Allora, Floriana, facciamo una bella chiacchierata con te perché, Volentieri. donne, mi raccomando, particolare attenzione, perché oggi potremo parlare di alcune cose, anzi parliamo di alcune cose molto importanti che vi possono proprio interessare da vicino. Allora, Floriana, iniziamo questa chiacchierata. Tu nasci, diciamo, come farmacista, perché tu ovviamente hai studiato, sei una farmacista, ma poi la tua vocazione ti ha portato da tutt'altra parte, esatto? Esattamente, sì, sì, sì. Ecco. La mia vocazione è la mia intraprendenza. Allora, io nasco come farmacista per formazione, mi sono laureata in farmacia all'Università di Palermo e lì ho conosciuto la chimica cosmetica di cui mi sono innamorata. Sono entrata subito dopo la laurea nella farmacia che era di mio nonno, quindi ho iniziato a lavorare lì in questo mondo nuovo per me. A me piace molto studiare, Sì. quindi un mondo la farmacia era un mondo strano per me. Lì il tempo di adattarmi, riprendo in mano gli studi, inizio a sperimentare, a pasticciare, tra virgolette, nel laboratorio della farmacia, che poi io nel tempo rilevo, fin quando nel 2018, al mio 40° compleanno, dopo una serie di considerazioni, dopo se vuoi non riuscire a trovare più lo spazio e il senso del mio lavoro, quindi la mia vocazione dietro quel bancone della farmacia, nell'aiutare gli altri, perché il farmacista purtroppo ad oggi è visto un po', è spogliato dal suo camice, purtroppo. È vero. Decido di percorrere la mia strada e investire nel mio sogno. Ecco. Il mio sogno qual era? Il mio sogno è nel progetto che stavo portando avanti pian piano con lo studio, con le prove, negli ultimi 20 anni, perché nel frattempo è passato questo tempo dalla mia laurea, e quindi decido di dare una svolta alla mia vita e di investire in questa startup, perché Farmaflow è una Startup proprio. sì, è proprio registrata da subito nell'elenco delle startup. E che fa Farmaflow? Allora, Farmaflow produce prodotti cosmetici, ma perché? Perché Ecco. tutti, negli ultimi anni sono nati tanti piccoli brand, non necessariamente da persone tecniche, quindi da farmacisti. Perché Farmaflow è nata? Perché la mia mission è portare la Sicilia, è ambiziosa come mission, ma pian piano riuscirò. Io voglio Sì. portare le eccellenze siciliane in tutto il mondo, perché la Sicilia non è soltanto food e turismo, ma ha tante altre risorse poco conosciute, come per esempio le sostanze che si usano in cosmesi, rimango nel mio ambito. Certo. E quindi la mission è quella rispetto al territorio siciliano.
rispetto alla mia vocazione, risponde alla mia esigenza, perché poi i nostri progetti rispondono sempre a delle nostre esigenze, quindi alla mia esigenza di poter aiutare concretamente l'altro, in questo caso Esatto, la donna, ma anche l'uomo, perché anche l'uomo. ormai anche gli uomini hanno imparato, per fortuna, a prendersi cura della propria pelle. E quindi ecco che io con Pharmaflow ho deciso di prestare il mio servizio per la cura e il mantenimento del benessere della pelle. E lo Esatto, cosa faccio, importantissima. Vai, concludi Floriana, vai, vai. ecco, e lo faccio, ci tengo a precisarlo, lo faccio da farmacista, non solo con la formazione di una farmacista, ma con 16 anni di lavoro dietro al bancone. Per cui dietro Brava. questi prodotti che vedete, cioè dentro questi prodotti che vedete dietro di me, c'è assolutamente l'esperienza, l'esigenza, le richieste, i problemi con cui la gente si è approcciata e è venuta da me al banco, che chiedeva di risolvere, e alla fine ho messo le soluzioni dentro i miei contenitori con il mio marchio, ed è una linea work in progress, quindi andrà Esatto. sempre evolvendosi. C'è tanto studio dietro quei prodotti, tanta esperienza e tanto studio perché Floriana, tu non ti fermi mai, continui sempre, sempre, sempre a studiare. Vogliamo tra l'altro dire una cosa molto importante, che questi mi è caduta la luce, vogliamo tra l'altro dire, mi illumino un po', allora, che Floriana, questi prodotti, tu per realizzare questi prodotti utilizzi delle materie prime a chilometro siciliano. Ci spieghi un po'? Sì. Allora, a me piace definirla a chilometro siciliano piuttosto che a chilometro zero, perché a Zero. chilometro zero, ok, è impossibile, però a chilometro siciliano io utilizzo le materie prime attive e parte delle materie prime strutturali, come possono essere gli oli vegetali, per esempio, di estrazione e di provenienza siciliana. Ok. Entro nel pratico. Gli oli vegetali che più utilizzo nei saponi, nelle creme piuttosto che negli oli sono l'olio d'oliva, l'olio di vinaccioli e l'olio di semi di fico d'India. Allora, Ok. l'olio d'oliva è abbastanza comune. L'olio di vinaccioli è in una linea antinfiammatoria ed elasticizzante. Tipicamente in cosmesi si usa l'olio di rosa moscheda, ma il mio ragionamento a monte è stato: ok, olio di rosa moscheda noi qui non ne Ne abbiamo. abbiamo. Cosa va a sostituire? Con un assetto chimico molto molto simile e altrettanto efficace, che posso trovare sul territorio siciliano, e quindi l'olio di vinaccioli, che è l'olio estratto dalle vinacce dell'uva. Lo stesso per esempio gli attivi anti-pollution, cioè disintossicanti della pelle. Non vado a ricercare l'estratto proveniente dal mercato coreano, ma rimango in Sicilia, vado ad utilizzare l'estratto di foglie e nocciolino d'olivo Brava. e ottengo efficacia, perché comunque sono tutti estratti che sono nati ed è un'altra cosa che mi piace tantissimo, che sono nati dallo studio delle nostre università, che poi hanno ceduto in alcuni casi, altri hanno fatto proprie aziende e non li hanno lasciati lì chiusi nel cassetto. Ok. Ne hanno fatto qualcosa che potesse essere utilizzato a servizio, in questo caso della pelle, piuttosto che per esempio di altri nutraceutici. E quindi, tra l'altro, un altro punto che Che ti preme vede ricordare? particolarmente, esatto, è che questi estratti derivano, o meglio, sono inseriti nel circolo virtuoso dell'economia circolare. Ok. Perché le foglie, i nocciolini d'ulivo provengono dalla lavorazione delle olive, quindi è qualcosa che sarebbe dovuto diventare scarto,
e invece viene rilavorato, viene data una nuova identità, una nuova dignità a questo attivo e si diminuisce l'impatto ambientale, cioè Ambientale. diminuisce lo Brava, scarto, quindi il rifiuto. E questa cosa. così vale anche per l'estratto di pale di figo d'India, piuttosto che per l'estratto di arancia rossa che proviene dalla lavorazione nel mercato dell'agri-food. Per la serie non si butta via niente, assolutamente. Assolutamente no. Brava Floriana, questa cosa ci piace. Tra poco parleremo delle tue tre linee in maniera particolare, parliamo Sì, anche di una nuova arrivata. Intanto abbiamo 15 secondi di spot. ok. Ovviamente noi vi ricordiamo di visitare sempre il più grande marketplace made in Sicily, collegatevi a www.iocomprosiciliano.com, un sacco di eccellenze, tutte siciliane, un sacco di prodotti interessantissimi. Floriana, allora, tra poco vedremo anche un video che ti riguarda, quindi insomma chi in questo momento ci sta guardando avrà la possibilità anche di vedere proprio i prodotti che tu realizzi e produci, ma ci sono tre linee con dei nomi particolari, no? Sì, Allora, le prime vai. tre linee. Ok, vado Esatto, io. le prime tre, vai. Ok, allora andando in ordine di età, tra virgolette, la linea Picciridda, perché si chiama Picciridda? Perché ha l'estratto acquoso che faccio io in laboratorio di crusca di grani antichi e di lavanda, per cui volendo cercare il nome a questa linea, la crusca mi ha subito rimandato al bagno che le mamme o le nonne facevano ai bambini, quindi Picciridda. Infatti è una linea molto leggera come linea viso, può essere indicata e ha ottenuto ottimi risultati anche su pelli acneiche. Ok, Poi da che età, Floriana, si può iniziare a usare questa linea? allora, io tieni conto che ho due bimbe di 11 e 12 anni, anzi Ok, 12 e 13 anni, se sentissero. Loro già le usano, i miei prodotti non hanno età. Sono dei prodotti sicuri, dei prodotti naturali, quindi davvero possono essere utilizzati a qualsiasi età, non hanno allergeni, quindi non hanno controindicazioni l'utilizzo. assolutamente, assolutamente. Poi è chiaro che ogni organismo è una scatola chiusa, quindi io dico sempre provate Certo, e poi insomma da buona farmacista io sono sempre lì pronta al consiglio e al confronto. La, brava. la linea successiva è la linea Chi Femmina, è proprio Sì, quella che ha come base l'olio d'oliva, gli estratti di foglie e nocciolino di olivo ed è una linea detox aiuta il recupero dai danni fotoindotti sia del sole sia dalla luce blu, quindi tablet, smartphone. Ho fatto quest'inverno un articolo sul blog del mio sito perché spesso sottovalutiamo la brava. luce blu, ci chiediamo quali e quanti filtri mettere, filtri UV, però la luce blu, i filtri UV non la filtrano, quindi l'unica arma che abbiamo è giocare in ripristino. Brava, e Quindi questa cosa, come dicevi tu, Floriana, non tutti la conoscono. Nel senso, i danni causati anche dai filtri, dei tablet, dei PC, dei telefonini, cioè, sì, 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 ma anche banalmente anche le luci LED che abbiamo in casa sono accessori di luce nello spettro del blu, quindi sì, sono dannose per la nostra pelle. Dannose perché invecchiano prima, quindi accelerano l'invecchiamento, dannose perché costituiscono un ulteriore fattore di rischio purtroppo a tutte quelle patologie neoplastiche a cui la pelle è praticamente sottoposta, posta. esatto, è a rischio come tutto il resto del corpo. Quindi agire in ripristino oltre che in prevenzione è molto molto importante, dare le armi giuste alla pelle per difendere.
Quindi non Perfetto. solo sulle rughe, ma soprattutto, come dicevo poco fa, sul benessere della pelle. La terza linea è quella che io ho dedicato alla donna più matura, Matura. ma che dal punto di vista cosmetico, poi donna più matura, cioè parliamo dai 35 anni in su, non occorre arrivare ai 50 anni, perché proprio per gli stimoli e i fattori di rischio a cui siamo sottoposti, la pelle ha un invecchiamento, una tendenza a invecchiare molto precocemente. E la linea Donna Franca, che ho voluto dedicare a questa donna siciliana, perché insomma qui a Trapani Franca è un nome molto molto comune e spesso è un nome comune tra le nobildonne, o meglio è stato un nome comune tra le nobildonne, per cui ho voluto rendere omaggio a questa donna che comunque è stata sempre forte, la donna siciliana, sempre con una buona presenza, Sì. discreta ma non nell'angolo. E quindi insomma ho voluto rendere omaggio a questa A questa presenza donna. ed è una sintesi, diciamo, delle mie linee. Ok. Perché sono presenti tutti e tre gli oli. L'olio di semi di fico d'India ha una spiccata azione sul collagene, quindi antirughe. E poi c'è l'estratto di arancia rossa, ancora di foglie e nocciolino di olive, di cappero, l'olio essenziale di mandarino di ciaculli, che ha un'azione migliorativa sul microcircolo, quindi proprio soprattutto dopo che usi l'olio viso hai questa pelle rosa tutta, cioè rinata, Bellissimo. ecco, sì. Bellissimo, da provare sicuramente. Allora, Floriana, tra poco questa nuova linea, ma intanto abbiamo un video. Vediamolo. Ma eccola qua, una bellissima carrellata ricca di prodotti, crema viso, crema mani e corpo, saponi, quindi abbiamo veramente un po' di tutto. E a questo punto, Floriana, c'è una nuova linea di prodotti, no? Abbiamo 2 minuti. Ok, la nuova linea è la linea cortesia. Guarda, ve ne faccio vedere ok. Vai. Su richiesta, perché poi le cose nascono sempre, io non so dov'è. Vabbè. Ti vediamo. Nascono sempre, ok, nascono sempre su richiesta degli amici. È nata la linea cortesia, quindi destinata a strutture di un certo livello o strutture che comunque tengono particolarmente al loro cliente, e l'ho immaginata come se dovessi usarla io. Quindi io pre-Covid ho viaggiato tanto e proprio la cosa che più mi dispiaceva andando in strutture belle era trovare quelle doccia shampoo, quegli shampoo, quei detergenti che non andavano, cioè non erano proprio coerenti con il Il concetto. massimo, diciamolo pure. E quindi ho fatto 4 prodotti, doccia shampoo, che non lascia i capelli a scopino, Esatto, balsamo, brava. balsamo, crema corpo con gli estratti di foglie e nocciolino d'olivo, perché i turisti tipicamente sole, mare, vento, quindi restituiamo un po' di Di vivacia vitalità ai e di capelli, curiamo un esatto. attimo, brava. Esatto, detergente intimo e il detergente mani insomma, da bagno, ecco. Uso, ci tengo a precisarlo, tutte le materie prime presenti nei prodotti Pharmaflow. Introduco l'uso dei tensioattivi biodegradabili e assolutamente delicati, quindi senza presenza di solfati,
quindi sono delle molecole ad estrazione vegetale molto innovative, molto nuove. L'estratto di pala di fico d'India nei detergenti, perché è un estratto che io amo alla follia. Insomma, è una piccola scommessa, è nata veramente su richiesta di due miei amici, sta pian piano, insomma, iniziando ad uscire. A prendere, ecco. Sì, e sarà un preludio a quello che seguirà in inverno, ecco. Esatto, e di questo siamo veramente molto contenti perché tu non solo li vendi i prodotti, ma li crei, quindi questa è una cosa che Sì, sicuramente ci piace, quindi assolutamente. ecco, ci piace ricordarlo tra l'altro. Floriana, i tuoi prodotti dove sono acquistabili? Dove li possiamo trovare? Allora, sul mio sito farmaflow.it, sul vostro marketplace, io compro siciliano, e poi su Palermo e su Trapani sono presente in alcuni punti fisici. E dai, speriamo che presto arriverai. Un Ecco, piccolo brava. punto fisico, che sia una farmacia, una parafarmacia, un'erboristeria o anche un concept store, e vi appassionate alla mia storia, ai miei prodotti e volete trattarli, scrivetemi pure che insomma ci troviamo una soluzione. Sì, È sono vero. molto contenta quando di instaurare, ecco, io instauro relazioni, non vendo soltanto i prodotti. Poi il prodotto, è chiaro, è la parte finale. Esatto, tra Però l'altro io volevo farti una domanda velocissima riguardo la tua nuova linea di prodotti, è una linea cortesia, quindi è una linea praticamente in 30 versione ml. ridotta, esatto, 30 ml, ma potrebbe tornare utile anche a tutte quelle attività bed and breakfast, agriturismi che hanno ospiti Esatto. costantemente, no? Quindi anche voi acquistate questi prodotti naturali per i vostri clienti, dategli insomma qualcosa di naturale e di Esatto. efficace. È di Grazie. siciliano, perché ci sono linee, al solito anche linee cortesia con nomi siciliani, ma che vengono fatte fuori. Quindi facciamo rimanere i soldi siciliani in Sicilia. Perfetto, siamo d'accordo tutti con te. Floriana Sergio, H Pharmaflow, io ti ringrazio per essere stata Grazie mia a te. ospite, davvero mancavo io ed è stato veramente un grande piacere. In bocca al lupo per tutto e poi ci Crepi. ritroviamo con tantissime altre novità. Va bene. Ciao Floriana, Ciao. grazie. Ciao. Ciao Floriana. Eccoci qua, arrivati al termine quindi di questa nostra puntata di Io Compro Siciliano Live. Da Cristina Ruffini è tutto, noi non ci ritroveremo domani, domani ci sarà Elena Chiavetta e noi ci ritroveremo invece venerdì a partire da mezzogiorno con Letto e sottoscritto. Ritorna il nostro Giorgio Lupo, un bacio, buona giornata, ciao.